Contro Ragusa si apre un nuovo capitolo per il Biceglie, quello targato Nico Ventura. A lui l'augurio di portare le nerazzurre verso nuovi traguardi. È un allenatore che poi ha seguito il suo percorso con Olimpiadi Biceglie. Attenzione, palla in mezzo e c'è l'autogol incredibile di Matjevic che porta in vantaggio la Virtus Ragusa. Biceglie che deve cercare di gestire al meglio anche, attenzione, Pusignani! Uscita di Nagy, poi Ion, la palla fuori. A tornare indietro per via della pressione di Nicoletti. Peghe sbaglia tutto, Pereira, che parata di Nagy. Trovare lo spiraglio giusto, Vanessa, al limite dell'area di rigore, Vanessa, palla fuori. Bisogna recuperare l'1-0, ma bisogna evitare, attenzione che parata plastica di Oselame. Ancora Otmani, si gira, buono il raddoppio di Nicoletti, può ripartire Biceglie, 3 contro 2, Nicoletti apre per Ion, ha spazio Ion in mezzo, arriva Pusignani, fallisce un rigore in movimento Lisiane Pusignani. Taina scambia con Otmani, tiene in campo il pallone, Otmani si fionda in banda destra, Otmani, chiusa benissimo, Otmani. Ancora Peghe, pressione di Ion, li ruba palla, parte Ion, Roxy, Ion, e arriva finalmente il meritato 1-1 del Biceglie. Biceglie scambia con Vanessa, in avanti, cerca Marino, gran giocata di Marino, si ferma Pusignani, arriva Vanessa, Otmani in calcio d'angolo, Pereira. Vince un contrasto con Peghe, Pereira centralmente, arriva Vanessa, Jimenez, 2-1 Biceglie, passa in vantaggio e ribalta il risultato. Ad alzare il pallone, a metterlo sotto la traversa, ad evitare, attenzione ancora Marino, innescata da Vanessa, Marino, fortunatissima Nagy, Taina in 2 tempi, arriva poi Matranga, sulla linea Ion. La compagine guidata da Davide Nobile, a spazio Ana Alves, palla in mezzo, si divora letteralmente il gol del 2-2, Ana Alves su imbucata, Nicoletti tiene palla, apre per Pereira e arriva il suono della sirena, esplode il paladolmen, il Biceglie batte la Virtus Ragusa 2-1 e torna alla vittoria